Siamo venuti a mangiare una pizza da Agrigento. Sono state queste le prime parole che si sono sentiti dire i carabinieri da tre palermitani fermati in una delle vie del centro storico di Agrigento per giustificare la loro presenza in compagnia di altri tre agrigentini. Ma il loro eccessivo nervosismo ha insospettito i militari ed ha fatto scattare più approfonditi controlli e numerose perquisizioni sia in abitazioni sia nelle loro autovetture. Alla fine i carabinieri sono riusciti a fare luce sulle relazioni esistenti fra i 6 giovani, riuscendo in un colpo solo a disarticolare un'intera filiera di approvvigionamento dello stupefacente, a partire da coloro che hanno trasportato in città fino a chi era pronto a riversarlo nelle piazze della movida agrigentina. Scavando anche a mani nude nel giardino di una delle abitazioni frequentate dal gruppetto, i carabinieri sono infine riusciti a far saltare fuori più di 4 kg di hashish suddivisi in vari panetti. In più i militari si sono accorti di un fulmineo passaggio di mano tra due indagati di 4.700 euro in contanti, mentre si trovavano in caserma. Anche questi sequestrati. Impensabili i nascondigli utilizzati, infatti i carabinieri hanno trovato una parte dello stupefacente sotterrato nel fango in un terrapieno dell'abitazione di uno dei fermati. Un'altra parte era nascosta dentro un sacchetto per la spesa che i giovani avevano con sé proprio al momento del controllo su strada. Sono così scattate le manette nei confronti di 6 individui bloccati in fragranza, tutti di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che ora dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La droga al dettaglio avrebbe fruttato oltre 40.000 euro. Tutto si è sviluppato in via di Nolco, zona sottostante la stazione centrale di Agrigento, ed ha avuto origine per l'incauto parcheggio di 2 auto che rendevano difficoltosa la circolazione veicolare ed in particolare dell'autocivetta dei carabinieri. In questa via abita uno degli arrestati, Luca Siracusa, 31 anni, disoccupato, già noto ai carabinieri. Dalla sua abitazione sono usciti 2 giovani che si sono diretti verso le auto malmente parcheggiate ed è scattata così l'operazione che ha bloccato un'attività di spaccio destinata alla città capoluogo e comuni vicini che avrebbe fatturato parecchie decine di migliaia di euro. I controlli dei militari hanno permesso di scoprire a casa di Siracusa, che ha perso tempo nell'aprire la porta, la presenza di elevate quantità di hashish. In verità l'hashish è stato trovato sul terrapiano sottostante la casa di Siracusa, che aveva lanciato dal balcone la droga per impedirne il ritrovamento, ma che poi ha confessato il gesto compiuto. Tutti i protagonisti della vicenda, oltre Siracusa, sono finiti nella caserma dei carabinieri del villaggio Mosè. Sono Francesco Catania, 34 anni, di Siracusa, pregiudicato, Massimo Altieri, 39 anni, palermitano, come Giuseppe Chiappara, 31 anni. Salvatore Garofalo, 32 anni, e Daniele Terrasi, 22 anni, residente ad Agrigento. Tutti sono stati fermati in flagranza di reato. Il fascicolo d'inchiesta, subito aperto dalla procura, viene coordinato dal sostituto procuratore Alessandra Russo, che ha già chiesto la convalida al GIP competente.